Teatro Team, Rocky il Musical, una grande produzione di Fabrizio Di Fiore, regia Luciano Cannito. Siamo qui con i protagonisti. Raccontateci come avete lavorato su questi personaggi, perché tutti ricordano questo Rocky cinematografico, ma il quid, cioè il quid in più del profumo di palcoscenico, che cosa implica? Portare un film che è entrato nella storia del cinema sul palco non è stata una cosa facile, però già avevano fatto gran parte del lavoro Sylvester Stallone con i suoi collaboratori nel scrivere anche questo script, e noi, guidati dal maestro Cannito in questa produzione appunto di Fabrizio Di Fiore, ce l'abbiamo messa tutta per rispettare soprattutto questo cult assoluto, per rispettare dei personaggi che sono entrati insomma nelle case di tantissimi, di quasi tutti. Rocky, che cosa hai in comune con questo personaggio? C'è qualche cosa di te? Sì, cerco di portare molto di me, perché avvicinarsi a Stallone è impossibile, quindi l'unica soluzione era portare Pierpaolo da Maratea come lui arriva da Filadelfia. Diciamo, entrambi veniamo da due realtà molto piccole, umili, quindi già questo è un elemento che ci accomuna, e poi ecco, questa voglia di riscatto, questa resilienza, diciamo, sono elementi che fanno parte anche di me. Allora, facci un po' da cicerone, presentaci tu l'altra parte del cast, Yes. che è fondamentale, perché sennò lo spettacolo non funziona. Quando c'è un bel gruppo, un bel cast, è tutto un successo. Gloria, Laura Di Mauro. La proprietaria del negozio di animali, nonché anche la fidanzata di Poli. La scena più difficile da interpretare qual è stata? È la scena che ogni sera emoziona la platea. Tutte le sere e tutte le scene emozionano. La difficoltà per me è stata che non avevo nessun riferimento nel film, perché questa Gloria appare un piccolo fotogramma di spalle, manda a quel paese Rocky di spalle e poi non si sviluppa. Invece Sylvester Stallone in America, quando ha voluto scrivere, ha voluto fortemente questo musical, ha ampliato il personaggio di Gloria, che diventa la migliore amica, la sua datrice di lavoro, perché è la padrona del negozio d'animali dove lavora Adriana, ma è anche la sua più cara amica, alla quale vuole molto bene, e cerca di spronarla anche nell'innamorarsi e nel cedere alle lusinghe di questo bel ragazzo. E quindi insomma ti sei inventata un po' questo personaggio. Esattamente, esattamente. Quindi questo è il bello del palcoscenico, che ci sono. Questa è la meraviglia del palcoscenico e della scrittura per un musical, dove si alternano momenti importanti, profondi, di sentimento, con momenti di grande leggerezza e di musical. Sì. Sono Simone Pieroni, che interpreta il ruolo di Miles Jergens, procuratore di Apollo Creed. Lui fa fishing, cioè lui è un pescatore, nella misura in cui si trova una macchina già organizzata ma manca il coprotagonista, e quindi l'incontro che ha con Rocky farà di tutto per fargli accettare l'incontro. Io sono Matteo Micheli e faccio Poli Pennino, ovvero fare Bart Young. Non è stato per niente facile, però per fortuna, come diceva anche Laura, il musical è scritto veramente bene, per cui invece di scontrarti con quelle che sono delle icone, in realtà ti incontri con un mondo, cerchi di riportarlo al pubblico e sei anche supportato, nel caso mio, da questi colleghi meravigliosi. Qual è stata la scena più difficile da interpretare? Sono Giancarlo Teodoro, poi arrivo a rispondere alla tua domanda. Interpreto il ruolo di Mickey Goldmill. Difficile un po' tutto, perché sono stato proiettato in un mondo che non conoscevo, quello della box. Siamo stati aiutati nel training da il campione europeo dei pesi welter, se non sbaglio, campione italiano. E quanto tempo ci avete messo per realizzare? Durante l'allestimento abbiamo fatto un mese di prove, però io ho cominciato con le Olimpiadi a vedermi gli incontri di box. Per essere credibile, quanto è per essere credibile, ma anche nella gestualità bordo ring, perché certo, per essere veri assolutamente. Io faccio un 76enne, ne ho 60, ma diciamo trovo quelle nostalgie, quelle inquietudini, anche delle speranze disattese, perché io non sono diventato un grande campione, le proietto in Rocky e ovviamente attingo al mio vissuto. Che cosa c'è in comune ora ti passo il micro. E che cosa c'è invece di diverso in questo personaggio? Tu perché hai accettato? Come è andata? Vi ha fatto una telefonata, Cannito? Avete fatto un provino? Perché hai accettato questo ruolo? Il maestro Cannito mi ha chiamata per fare l'audizione sul ruolo di Adriana
Io ero un po' scaramantica, quindi non gli ho detto niente, non gli ho detto che sono una grandissima fan di Rocky e che l'avrò visto almeno 750 miliardi di volte. E quindi poi abbiamo fatto questa audizione. Prima. E cosa ti preoccupava? Magari così quando hai avuto la chiamata, hai subito pensato a quale scena in particolar modo? E non lo so, e non conoscevo il musical perché è la prima volta che arriva il musical in Italia. Avevo sentito parlare del fatto che che Sylvester Stallone aveva creato una versione con dei collaboratori teatrali di Rocky, della storia di Rocky Balboa, ma non l'avevo mai visto, non conoscevo niente, non conoscevo davvero nulla. Credo di avere, come a qualcuno di noi già accennato, qualcosa in comune un po' con il carattere, un po' con la personalità di Adriana. Sicuramente non tutto, ma ci sono sicuramente delle particolarità che ci accomunano. E niente, ho fatto questa audizione sperando di dare il meglio possibile, pur sapendo che questi sono personaggi non certo facili a cui accostarsi. Poi è passato molto tempo dopo quell'audizione, quindi io non pensavo di essere stata presa, perché non ho più sentito nessuno, ma per settimane, ma è successo per settimane e settimane. Nel mentre mi ero fatta bionda e invece poi un giorno mi hanno chiamato, mi hanno detto no, guarda che veramente... E quindi sono ritornata, abbiamo fatto il provino. Raccontaci invece a te com'è andata. Sono stato contattato dal maestro Cannito, ci siamo visti, abbiamo fatto varie prove e il bello è che poi bisogna fare un video provino da mandare in America, dove poi Stallone avrebbe dovuto accettare. Qui c'è stata un'agonia di un mese e mezzo, 2, perché non hanno risposto subito. Non hanno risposto per un mese e mezzo, 2? Esatto, e quindi io ero un quarto di Rocky, piano piano sono diventato mezzo Rocky e poi quando è arrivata la mail ero un Rocky intero. E quindi invece con Cannito qual è stata la scena più difficile da interpretare? Magari la scena alla quale avete lavorato un po' di più. Beh, sicuramente la scena finale dove c'è il montaggio di tutto il match contro Apollo, perché è tutto coreografato, tutto su musica, quindi non è stato semplice, quindi qualche scazzottata vera ce la siamo data per far sembrare vero appunto il match. E poi c'è le musiche finali con l'arrivo di Adriana dalla platea che sale sul ring urlando Rocky e io urlando Adriana. Quindi questo trionfo musicale lì, insomma. Un dietro le quinte, ci raccontate un dietro le quinte? Noi siamo dietro le quinte. Un dietro le quinte che è successo magari quando c'è stato qualche equivoco, magari oppure un'improvvisata. Vi è capitato che magari di improvvisare alcune parti perché qualcuno non ha detto la battuta giusta, oppure c'era un oggetto di scena che magari non c'era al momento? No, vabbè, in teatro succede, diciamo, di tutto di più. Spesso che ci possano essere degli spostamenti, delle scene che non si aprono immediatamente, dei cambi scena, ma è normale perché il teatro si fa, è della bellezza del teatro perché avviene tutto dal vivo, qui e ora, e tutti siamo esseri umani, quindi possiamo sbagliare, quindi la fortuna di poter ovviare anche se manca un oggetto di attrezzeria. La compagnia è quello io che ha più capacità di improvvisazione, chi è quello che risolve il problema? Tutti. Pierpaolo Pretelli. Pierpaolo. Sì. Una volta mancava una cosa fondamentale, la voce, quindi lì non è che mancava un pezzo, mancava proprio la voce. E lì ha dimostrato grande capacità interpretativa e veramente. Per tutti in modalità diverse questo spettacolo ha rappresentato un challenge, una sfida. Per Laura, per la storia di Laura, per ognuno di noi. Questa è una sfida, ma anche per lui che veniva da un mondo diverso è stata una sfida che ha vinto a pieni voti perché è bravissimo. A parte essere un compagno di lavoro, non è piaggeria, lui lo sa che gli voglio tanto bene. È un compagno anche di palcoscenico ideale, perché spesso gli attori recitano da soli. Sì, noi ci ascoltiamo sempre e questo lui lo fa. Esiste un pubblico diverso? Esiste un pubblico diverso Sì. a seconda da dove vi spostate in Italia, Sì. e quindi avete magari delle reazioni diverse. Sì. Il pubblico più tirato qual è? Quello che non si spreca. Io ho lavorato con Gianfranco Iannuzzo in Due ore sole ti vorrei, ho avuto la fortuna di venire qui a Bari, sì, però sono venuta spesso al team, con grande piacere ci ritorno. E Iannuzzo diceva sempre una cosa: da Napoli in giù, anzi da Frosinone in giù, il pubblico sembra reagire di meno, cioè sembra essere meno rumoroso nelle sue esternazioni, e poi dopo alla fine ti fa la
standing caloroso. ovation. Il pubblico magari che è più silenzioso è più attento, Sono però attento. alla fine Esatto, esplode. esatto. Lì per E lì il sembra, pubblico Madonna, invece è più stasera è pubblico cacciarone, il freddo, pubblico invece no. è meno, Sì. meno attento e invece è più tirato negli applausi. Negli applausi finali no, è più attento e quindi risulta un pochino più tirato, però poi dopo alla Certo. fine ti accorgi che non Però è per voi come così. funziona? Se c'è magari una battuta che di solito o dovrebbe far ridere e in quel momento voi magari non sentite Andiamo la risata, avanti, no. No. però non, Vabbè, non qualche volta magari è gestite la capitato, vostra però- interpretazione di seguito, cioè nel senso che No, magari no. pensate ma forse dobbiamo un po' esagerare, no? No, perché alla fine sono battute che sono già testate, e a volte funzionano di più una, a volte funziona più l'altra, ma Però magari è un pubblico che reagisce di più, dà più soddisfazione, Ma cioè dipende anche la come, platea è più calorosa, no? dipende anche come si forma il pubblico. Il pubblico è un'entità viva che ogni sera cambia, anche nella stessa città. Quindi, certo. quindi è una sfida per noi attori dare sempre il massimo e andare alla ricerca dei ritmi per poter cogliere l'effetto. Ogni tanto tra di noi ci diciamo, però non reagiscono, ma in realtà, ecco, se vuoi fare le cose fatte bene, non devi appoggiarti al pubblico. Un messaggio a metà del tour a Luciano Cannito, che cosa vi andrebbe di dire? Io personalmente ringraziarlo tantissimo. Per il lavoro che grazie ha fatto. per la generosità, perché lui veramente è un maestro preciso, generoso, si spende tanto, è meticoloso veramente sui dettagli e niente, è stato molto paziente, specialmente con me. Io parlo per me che è la prima esperienza, quindi grazie maestro Cannito. Grazie al maestro Cannito, abbiamo lavorato in un'atmosfera meravigliosa, di tranquillità, motivati tutti, ma perché avevamo dietro comunque una persona come il maestro Cannito che ci ha portati sul palcoscenico e ci ha fatto crescere già dal primo giorno, ci ha messo nelle condizioni di far crescere il personaggio. Io personalmente lo ringrazio perché mi ha riportato in teatro dopo un periodo difficile, mi ci ha riportato con Rocky, quindi grazie maestro. Sì, anche per me sono molto grato perché dopo una scelta lavorativa che mi ha portato, ero tranquillo a insegnare in diverse accademie di cinema e teatro, decido di fare il provino e vengo scritturato e io dico che lui lo sa, io dico che mi ha salvato la vita. Sia il maestro che il produttore Fabrizio Di Fiore, quando ci sono durante lo spettacolo li ringrazio perché mi hanno regalato un personaggio che io amo tantissimo, che mi emoziona. Ringraziando come tutti quanti i miei colleghi, lui nella sua autoironia gigantesca, perché oltre ad essere generoso è anche autoironico, si prende in giro, ci ha ricordato, specie a chi fa un ruolo come il mio, che è sempre un dialogo col pubblico. Grazie mille per essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto a tutti quanti, grazie Dietro le Quinte. Ciao. Ciao, vi aspettiamo a Bologna e a Napoli. Ciao! Ciao a tutti, venite a teatro perché verrete a vedere bellezza, divertimento e a sognare e a ritrovare anche un po' un pezzettino di voi stessi. Rocky. E sono contento di tornare a Bari dopo tanti anni perché dopo spettacolo qui a Bari abbiamo sempre mangiato molto bene. Ci vediamo a teatro, ci contiamo. Ribadisco e sottoscrivo quello che hanno detto i miei meravigliosi colleghi. Ciao a Bologna e anche a Napoli per la chiusura della nostra tournée. Is the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of the rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all with the eye. Gonna fly.